Eccoci qua dal vivo, Ciao. in diretta. Ciao ragazzi. Allora, questa è una diretta per ringraziare, dico ringraziare, c'ho qualcosa va più. Lo so. Ci vuole, capito? Questo è per ringraziare tutte le persone che ci stanno, ragazzi, amando e seguendo. Aspetta, la mettiamo meglio, Una diretta live, Questa è una cosa fatta al volo così. Eccoci. La stessa cosa. Peggio così. Ecco, perché dovrebbe essere così. Ci vuole qualcos'altro, aspetta, Organizziamo, inciarmiamo. Eccoci qua. Vediamo adesso. Peggio. Deve essere così. Tutto bene? Ma che fai? State lei? No, dico nel senso. No, di qua si vede una cosa, il fatto che uno. Capito? Certo, c'è qualcosa. Bravo, c'è qualcosa. Quello qualcosa ci vuole. Quello qualcosa fa le magie. Condividete che quel coso fa le magie, ragazzi, sì? Tutto bene, che fate? Dove siete di bello? Fa caldo, ragazzi, fa caldo. Ragazzi, oggi fa caldissimo. Fa proprio caldo. Antonio, fa caldo? Tanto fa caldo. Ragazzi, mettiamo un bel mi piace a questo video. Volevamo ringraziarvi tutti, ragazzi, perché siete in tanti che ci seguite, che ci date tanto calore. Siete il pubblico perfetto che tutti i cantanti dovrebbero avere. Ci amate, ci state dietro, qualsiasi cosa facciamo siete sempre presenti, tutto, qualsiasi cosa. Quindi volevamo ringraziarvi. Siamo arrivati oggi a 8 milioni di visualizzazioni con Ti amo amore mio. Abbiamo superato i 30 milioni questa settimana di Ti aspetta all'altare. Ragazzi, che vi devo dire, sono visualizzazioni. Siamo felici. Ai. Siamo felici perché non tutti hanno, dico proprio nella vita, il piacere di avere tanta gente che li segue. Quindi siamo felici. Volevamo ringraziarvi tutti perché grazie a voi oggi siamo così popolari, così chiacchierati, mi suggerisce Tina, ma la chiacchiera fa parte del successo. Certo. Se non si parla non è successo, ragazzi, quindi siamo i più chiacchierati d'Italia, si può dire, e questo ci fa piacere, anche perché in mezzo a tutte queste chiacchiere ci sono tante persone che ci amano. Quindi volevamo proprio ringraziarvi pubblicamente. Questa è una diretta fatta apposta su YouTube perché deve rimanere per sempre questo ringraziamento che vi abbiamo fatto. Però dovete lasciare un mi piace a questo video. Mettete un bel mi piace. E quello è il dito, capito? Il dito mi piace. Mettete un mi piace, ragazzi, fatelo tutti. Ai, dove mi porti? Tu che vuoi dire? Tu che vuoi dire? Anche io le stesse cose devo ringraziare tutte le persone che ci seguono, le persone che ci criticano, perché anche grazie a loro se siamo diventati così famosi, popolari, così parlati, così invidiati, così amati. Ciao. Un bacio a tutti. No, è bella, è una sensazione bellissima, ragazzi, quindi siamo veramente fortunati, voglio dire, ad avere tanta popolarità e soprattutto tanta gente che ci ama. Non è facile, dico, fare milioni di visualizzazioni, avere pagine. Io ho la mia pagina ci sono 740.000 persone, ragazzi, siamo vicino al milione. Io quasi 250.000. Tina quasi 250.000, non è facile, cioè veramente delle volte scherzando uno dice delle cose, ma poi ti rendi conto che veramente è difficile avere tutta sta gente. Cioè tra me e te ci seguono solo sui social 1 milione di persone. 1 milione è tanto, ragazzi. E poi vabbè, non lasciando stare, voglio dire, mi piace sulle foto, sui video, sulle cose. Noi abbiamo fotografie che toccano i 50-60.000 mi piace, ragazzi, su Instagram, su Facebook, quindi è veramente una cosa che ti fa pensare, no? Ti fa ragionare e dire però ragazzi, cose forti. Però
allora qualcuno ci sta amando veramente, seriamente. Potete dire quello che volete, potete scrivere quello che volete, Ma pure potete che non ci amano, commentare. amore, ci fa piacere lo stesso perché comunque sono spettatori. No, E ma ci amano, non ti preoccupare. No, le persone che non ci amano. Quelli che non ci piaceranno amano, ci tanto, amano sempre, capisci? che se non ci sequestrano. Certo. In fondo, anche chi commenta in modo negativo, comunque sta rosicando perché vorrebbe essere al tuo posto, capito? E allora va bene. Più scrivete il brutto e meglio è. Quindi voi più scrivete le cose negative e noi più cresciamo. Se aprite una fotografia di qualsiasi artista, attore, showgirl, cantante, però quelli là famosi, vedete che sotto nei commenti ci sono magari 10.000 commenti o 4.000 commenti negativi. Gente che rosica, gente che fa di tutto per cercare di distruggerti. Ma la distruzione non è, come dice, non fa parte di chi ci ama. Sono troppo sole. Bello. Se lo dici tu? Ah, ecco qua. Tutti i problemi che tu tieni ti risolvi, forse lo stai capendo. Non mi piace così. Mi piace, mi piace. Così a te ti piace, mi tocco. Perché? Non mi piace. Ti piace che lo togliamo il braccio lo devo buttare? Un'altra volta non la facevi, la facevamo quando stavamo. No, perché lo devo buttare questo braccio. Guarda, tocca per sfizio. Così è uguale. Ti piace così? Non mi piace proprio come stiamo facendo la diretta. E non fa niente. Le condizioni che stiamo. Siamo bellissimi. Eccoci qua. Sì, ma proprio bella. Come te l'ha già spiegato? Annuncio. Eccolo qua. Così ti piace? Grazie, grazie. Qualcuno dice buon viaggio. Ah, noi chiacchieriamo come se stessimo da soli, poi dall'altro, nel senso, facciamo come fanno tutti marito e moglie. Non funziona. Quindi stavamo dicendo, sì, perché se tu apri non farà mai niente aria. Ti volevo dire, Dimmi, amore. anzi volevo dirlo a tutti. Grazie. Questo grazie di oggi è un grazie particolare. Ed è un grazie che ha dietro delle cose che devono succedere. Per questo vi sto ringraziando, perché è grazie a voi se tutto questo sta accadendo. Se tutte le cose belle ci stanno accadendo è grazie a voi. Se arrivano le telefonate, se arrivano i progetti, se la gente ci crede, se tutti hanno qualcosa da commentare, è grazie a voi. Perché noi in base a tutto quello che voi ci date costruiamo delle cose, quindi è assolutamente grazie a voi. Intanto lasciate un mi piace a questo video. Così si fa, lo fanno tutti. Lasciate un mi piace a questo video, ragazzi. Lasciate un mi piace perché questo video tra un paio di mesi sarà un video importante, diciamola così. Cioè, vuoi dire, si daranno la risposta a questo al grazie. fatto, dice, bravo, perciò ci hai bravo, ringraziato. bravo, Ok. bravo. E per questo Tony in quel giorno di luglio ha fatto quel video Sotto solo 40 sotto gradi. sole, bravo, oggi 30 gradi ragazzi, pensate 29 gradi e mezzo segna la mia macchina. È bello pure quando si va a cantare, è bello quando la gente si vuole fare le foto, è bello quando allora partiamo dal presupposto che ognuno di noi ha dei sogni nella vita, no? Ognuno di noi ha dei sogni, tutti sogniamo, perché gli uomini che non sognano sono uomini inutili. Uomini come umani parliamo, quindi sia donne che maschi, dobbiamo sognare, quindi è bello sognare. C'è chi sogna di avere una Ferrari, c'è chi sogna di avere, che ne so, una villa stratosferica a Miami Beach, c'è chi sogna di andarsene tutta la vita a Cuba, c'è chi sogna, ognuno sogna a modo suo, e c'è chi sogna come me, che faccio il cantante, che faccio il musicista da sempre, c'è chi sogna di arrivare a degli obiettivi. Quindi il fatto di sognare delle cose a priori già è una cosa bellissima, ma poi quando si avverano Ancora più bello. è ancora più bella. Cioè tutto quello che io ho sognato nella mia vita, l'85% dei miei sogni si sono già avverati. Pensate, io sognavo di
quando ero piccolo guardavo i cantanti che all'epoca erano famosissimi, ovviamente parlo sempre di cantanti napoletani perché io ho sempre voluto cantare, ho voluto fare il cantante napoletano da sempre. Guardavo i cantanti che erano famosi a Napoli, che erano famosi in Sicilia e volevo essere uguale a loro. Speravo e pregavo con tutto me stesso, dicevo speriamo a Dio che un giorno divento come loro. Quando ero piccolo parliamo, avevo tipo 10 anni, 11 anni. E piano piano questi sogni si avveravano, no? Piano piano le feste si diventavano sempre più importanti, le piazze arrivava sempre più gente, piano piano andavo a cantare, la prima volta sono andato a Milano, poi sono andato a Roma, poi sono andato, che ne so, in Calabria, poi sono andato in Germania a 12 anni, in Belgio a 13 anni. Quindi per me il fatto di di andare pian piano e crescere pian piano mi ha aiutato. Io lo dico sempre di essere un palermitano che è cresciuto senza nulla, nel senso senza avere aiuto di nessuno. E tutto quello che io ho costruito fino adesso, il pubblico, con la gente che mi ama, che mi segue, l'ho costruito grazie a voi. Pensate se io facevo il cantante e nessuno mi seguiva all'epoca, non sarei mai arrivato a questo punto. Quindi tutto quello che io dico è grazie al pubblico, tutto grazie alla gente, grazie al popolo. A differenza di qualche fallito che dice magari che il mio successo è arrivato in un altro modo, ma chi mi conosce sa, chi mi ha seguito, chi mangia a casa mia, chi sta al mio fianco sa benissimo che il mio successo è arrivato perché ci ho messo 27 anni per arrivare a questo. Quindi i successi che arrivano dopo un anno sono altri, di altra gente. Io sono uno che ha lavorato sodo e ci ho messo 27 anni per arrivare a questo punto. Quindi questo per dire cosa? Per dire che qualsiasi cosa nella vita, qualsiasi sogno, se si lavora 20 ore al giorno, se si ha la forza di non mollare la presa, perché è facile mollare la presa, a un certo punto tutti vogliamo buttare la spugna, qualsiasi cosa si fa nella vita, dice basta, non ce la faccio più, sono stanco, stufo, non voglio mollare. Quindi io non ho mollato la presa, e non mollando la presa sono arrivato a un sacco di risultati importanti, e questi risultati sono arrivati grazie a tutta la gente che mi segue. Oggi posso dire a tutta la gente che ci segue, perché il mio successo è diviso, oggi c'è una parte importantissima, diviso quasi al 50% con mia moglie, perché abbiamo saputo forse regalare qualche emozione a qualcuno che si ama come noi, qualcuno che sogna di avere un amore come il nostro, e quindi noi abbiamo cercato non di pensare alla gente, abbiamo cercato di pensare all'amore stesso che provavamo, e quindi io ho dedicato le canzoni a lei è stata sempre presente nei miei video, nelle mie cose, ha pubblicato sempre tutto quello che abbiamo fatto, ha condiviso con tutti tutto quello che abbiamo fatto, quindi tutto quello che oggi abbiamo è grazie al pubblico. Io parlo sempre della popolarità, parlo sempre mai di cose materiali, che figuriamoci, quelle non sono cose importanti e non è quello che voglio dire. Voglio parlare proprio di questo, del pubblico, della gente, delle migliaia di famiglie che hanno permesso di far entrare la mia musica a casa loro. Questo non è da tutti e non è per tutti, quindi che sia chiaro, non tutti realizzano nella vita il fatto di poter entrare all'interno delle case della gente. Io quando sono arrivato a Napoli a 18 anni sognavo di fare successo a Napoli, e con tutto che anche se già ero comunque conosciuto, posso dire, dove si ascoltavano le canzoni napoletane ero conosciuto, quindi se a Milano ascoltavano la musica napoletana ero conosciuto, se a Palermo ascoltavano la musica ero conosciuto, sia a Foggia, sia a Bari, sia a Firenze, sia a Verona ascoltavano musica napoletana, c'era un Tony Colombo che cantava La Regina dei Sogni all'epoca. Quindi per chi come me ha sognato di fare il cantante napoletano a Napoli, realizzare tutto questo è facile. Per qualcuno che commenterà che il successo arriva grazie a escamotage, cose, intrallazzi e cose, vi voglio ricordare che il mio primo successo risale a Napoli nel 2008 con Facimmo Pace, dove ha cantato tutta Napoli. Nel 2009 Sotto Stelle, nel 2011 Ti guardo da lontano, nel 2012 Via, e così
come dice, per andare avanti. La più bella innamorata. Più bella innamorata. Sei Per bellissima. anni ci sono canzoni che hanno fatto 2013 sei bellissima, quindi dico, i successi non è che sono arrivati solo da qualche anno a questa parte, o grazie a chissà quale cose vi fate nella testa, dico, a quali meccanismi contorti vi fate nel cervello. Il mio successo è arrivato già nel 2008, 2009, 2010, 2011. Vi potrei elencare ogni anno una canzone che a Napoli e in Italia ha funzionato, quindi poi arrivando, voglio dire, Sì bella come Napoli, Sì più forte me, Ti aspetta all'altare, stesso Ti amo amore mio, 3 mesi 8 milioni ragazzi, quindi tutto questo è grazie alla gente, grazie al pubblico che ha creduto nel mio personaggio, che ha creduto in me, nella mia musica, nei miei sentimenti, ha creduto in quello che io ho amato sin dal primo giorno che ho cantato la musica, quindi è un grazie generale a tutti e soprattutto un grazie generale a tutti quelli che hanno in questi mesi parlato male, che continuano a farsi profili falsi e perdono tempo per commentare, magari lasciare un commento e viene bloccato dopo 3 secondi, quindi perdete mezz'ora a fare il contatto falso e io dopo un secondo ve lo blocco. Quindi. Perché blocco i commenti? Perché non mi piace essere offeso. Se il commento negativo è Tony Colombo non mi piace come canta, mi piace, che ne so, un altro cantante, allora io sono assolutamente contento, nel senso, oppure non mi piace questo genere, stai meglio in un altro genere. Mica possiamo piacere a tutti. Non possiamo piacere a tutti, ma quando il commento è offensivo, ovviamente viene bloccato, perché è inutile. Un commento offensivo non è né costruttivo né distruttivo, quindi è un commento offensivo e lascia il tempo che trova. Intanto mettete mi piace a questo video. Continuate a mettere mi piace, mi raccomando. Quindi ragazzi, gli invidiosi devono schiattare. Lucia. No, ma non è questione nemmeno di questo, è che gli invidiosi schiattano lo stesso e che già hanno il sentimento dell'invidia, che non li fa vivere bene, quindi non è solo con me, ma saranno invidiosi di tutti, quelli che lavorano a fianco a loro e hanno la macchina più importante, quelli che abitano nel palazzo loro e hanno la casa più bella della loro, quelli vivono già male a priori, quindi il sentimento dell'invidia è uno dei più brutti sentimenti che può esistere. È un brutto male. È incurabile. Perché vi fa male proprio, nel senso, all'interno della vostra anima e quindi non vivono bene. Io penso che chi è invidioso di qualcuno deve vedere bene la sua vita e deve cercare di costruire qualcosa di importante. Perché se siete invidiosi di qualcuno significa che la vostra vita non è una bella vita, state vivendo una vita bruttissima, non state gestendo bene la vostra vita, quindi c'è qualcuno più bravo di voi. Ma io non parlo, ci mancherebbe, non parlo di me, parlo in generale. Se voi fate i calciatori e guardate un calciatore che è più bravo di voi, mettetevi, allenatevi 20 ore al giorno e vi faccio vedere che sarete anche voi all'altezza del posto che volete avere a confronto di qualcun altro. Quindi questo grazie è per questo. Molto presto fallirete. Daniela, ci abbiamo messo 27 anni e penso che ce ne vogliono almeno altri 27. Ragazzi, tu sei un'altra che hai una vita inutile. Io, ma tu sei una persona. Ti meriti il successo che hai ottenuto con la tua splendida voce perché tu riesci a trasmettere emozioni. Questo è un bel messaggio, grazie. Vai Toniettina, bel video. Ciao Nicola, un bacio. Nicola, metti un bel mi piace a questo video. Ah, Nicola è... No, Nicola è il commento e un altro Nicola sta qui dietro. Nicola qua. Grazie per le emozioni che ci regali con la tua musica. Grazie a voi ragazzi. Ragazzi, io sono un semplice cantante, sono uno che ha lavorato 27 anni per arrivare dove oggi. Mi sono fatto un mazzo così, ok? Musica napoletana live, hai la voce più bella d'Italia. Grazie ragazzi, grazie. Non è la più bella d'Italia, ci sono molte voci molto più belle. Io a volte leggo commenti allucinanti, ma dico io, ma noi cosa vi togliamo a voi qui? Ma sono tristi quelle persone. Io ascolto tutti i giorni le tue canzoni e mi emoziono sempre, grazie. Ricky Music, siete l'invidia in persona, continuate così. Grazie. Sei l'orgoglio di noi palermitani. Wow. Questo è un bel commento, grazie. Io sono orgoglioso di essere palermitano, siciliano, sono orgoglioso della mia terra, sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo fatto, di tutto quello che la mia terra mi ha dato e ha dato a tutti.
perché la Sicilia è famosa in tutto il mondo, ci sono tantissimi attori, cantanti, artigiani famosissimi in tutto il mondo che sono siciliani, e ne voglio ricordare qualcuno, cantanti italiani famosi siciliani, Carmen Consoli, ragazzi, una delle, secondo me, delle più belle voci particolari e brave artiste siciliane, e poi Mario Biondi, e poi tantissimi ancora. Quindi dico, la Sicilia ha sempre diciamo fatto nascere nella sua terra tantissimi artisti bravissimi. Franco e Ciccio Ingrassia, famosi in tutto il mondo, attori bravissimi che hanno segnato la storia insieme a Totò, insieme a De Filippo, insieme a tutti. È così. Quindi io sono orgoglioso di essere siciliano e sono orgoglioso che i napoletani mi hanno amato e mi amano come io fossi un napoletano come loro. Ma i napoletani lo sanno che io sono siciliano, per questo mi amano di più, perché amano la Sicilia e amano tutto quello che è, che fa parte della Sicilia. I siciliani a Napoli sono sempre stati amatissimi dal popolo, dalla gente. Fai anche qualche canzone solo? Gelardo, io faccio sempre canzoni da solo. Cosa vuoi dire? Ho duettato con un paio di cantanti, non di più, 2 o 3 cantanti. Non capisco perché la gente sputa veleno. Fatevi scivolare tutto di dosso. Sempre, assolutamente. Ragazzi, lasciate un mi piace a questo video. Grazie a tutti. Grazie di vero cuore. Grazie per quello che ci state regalando, per le emozioni bellissime che ci date, per tutte le cose belle che ci scrivete, per tutta la gente che ci ama, tutta la gente che la mattina si sveglia per fare i servizi a casa e mette le nostre canzoni e sogna di avere un momento nella vita come il nostro. Quindi grazie veramente a tutti, grazie a tutti i lavoratori, a quelli che si fanno un mazzo così per chiamarci a cantare, grazie a quelli che accontentano i propri figli con la nostra musica. Grazie a tutti, grazie a tutte le televisioni, grazie a tutte le radio, a tutti quelli che hanno fatto sì che il mio successo arrivasse in questo modo. Quindi grazie Napoli, grazie Sicilia, grazie Calabria, grazie Taranto, grazie Bari, grazie Puglia, grazie a tutti. Milano, Torino, Venezia, Vicenza, Verona, Reggio Emilia, Roma, tutte le zone che mi hanno amato da sempre. Grazie a chi viene i fazzolettini. Grazie a tutti. Bello che Grazie veramente a tutti. Lasciate un mi piace a questo video, mi raccomando, mi piace, perché a noi piace. Va bene? Volevo solamente salutarvi. Ricordatevi di questo video. Va bene? Salutiamo. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Ciao.